Ciao a tutti, bentornati sul canale e benvenuti in questo nuovo video, o meglio, quella che penso sarà una serie di video, almeno due. Sono in macchina, direzione Muzzana del Turniano, perché sto andando a seguire i ragazzi della Libertas Ceresetto, che avete già visto in altri video, mentre fanno la recon o le recon delle 4 tappe del Giro del Friuli Under 23 Elite. Sarò in macchina con Christian, che anche lui avete già visto in altri video. Ho accettato l'invito sia perché mi ispira seguire la recon delle tappe, vedere un po' i percorsi che possono diventare dei pezzi di giri o dei giri da fare anche per conto mio, sia perché è sempre figo vedere i ragazzi pedalare. Loro sono giovani, vanno forte e mi gasano sempre, ma anche perché mi piacerebbe poi tornare a vedere la corsa a inizio settembre, visto che correrà anche lo SWAT Club, che è la mia squadra. E niente, quindi piccolo trasferimento in macchina, ancora una mezz'oretta, poco meno, e si va al ritrovo. Cercherò di mostrarvi come sempre tutto quello che si può mostrare e guarderemo i punti principali delle tappe. Ritrovo appunto a Muzzana, che è la prima tappa, una super pianurata di un 160 km con niente di dislivello, tipo 200 metri. Vediamo un paio di punti salienti e dopo si va a vedere un'altra tappa. Vado. Quindi siamo a Pocenia, ci siamo spostati già col furgone e abbiamo anche il drone in volo di Giovanni. Questo sarà l'arrivo della prima tappa. L'arrivo sarà da qui, ci sarà un circuito fra Pocenia e Muzzana per chiudere la tappa da 160 km. Adesso aspettiamo che arrivino i ragazzi. La prima tappa è tutta piatta, questo qua è l'ultimo pezzo d'arrivo. Oh, niente volata? No, buchi. Quindi questo sarà l'arrivo. Prima tappa, 160 km, 200 e qualcosa di dislivello, tutta piatta. Ci siamo solo trovati qua all'arrivo, adesso andiamo a vedere le altre tappe. I ragazzi rientrano, furgone con Christian e andiamo a fare tutte le tappe. Allora, seconda tappa. Si parte qua da Martignacco, dove ho corso la medio fondo qualche settimana fa. Adesso piove, quindi probabilmente ci sposteremo e non riusciremo a far volare neanche il drone. La seconda tappa sono tipo 152-2005 di dislivello e si arriva a Ravascletto. Penso che lo faremo domani. Meteo non top, ma questo c'è. Later. Allora, siamo riusciti a tornare alla partenza della seconda tappa a Martignacco. Giovanni è riuscito anche a far salire il drone adesso che non piove, così facciamo qualche clip sia per il mio video che per inizio e fine tappa. Mangiamo e domani, ma per voi sarà qualche secondo, vedremo la fine della seconda tappa a Ravascletto. E in un attimo siamo ad Ampezzo.